E siamo tornati in diretta con l'approfondimento dedicato alla CGIL. Come annunciato prima, al termine della prima edizione, ci occupiamo di disoccupazione agricola nel settore agricolo e lo facciamo insieme a Paolo Casanova Stua della FLAI Treviso. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e ai telespettatori. E dunque partiamo subito nell'inquadrare il settore dell'agricoltura per capire anche lo stato di salute che attraversa. Sì, a Treviso io vi do qualche numero giusto per darvi la fotografia del settore. Il totale degli occupati agricoli, le leggo così siamo sicuri di non sbagliarci con i numeri, il totale degli occupati agricoli in provincia di Treviso è di 12.000 unità, di cui 3.000 dipendenti e 9.000 autonomi. Il totale delle disoccupazioni agricole è di 2.500, di cui 800 di queste sono lavoratori che vengono da noi a fare la disoccupazione agricola. E il settore agricolo ovviamente a Treviso è un settore che ha prevalenza sul comparto vitivinicolo, anche perché io venendo qua da Conegliano insomma ho attraversato i campi e ho visto che la tipologia culturale è decisamente prevalente, anche se non sono originario di questa provincia. E poi questa mattina guardavo dei dati di Veneto Lavoro proprio perché avevo la necessità di avere un quadro, come dire, che si allargasse il più possibile, che facesse capire cos'è l'agricoltura in provincia di Treviso. Noi oggi a Treviso abbiamo all'incirca l'80% di lavoratori che sono inquadrati come operai agricoli a tempo determinato. Il 28% sono donne, il 58% sono stranieri, tra comunitari e extracomunitari, il 32% sono giovani, il 73% sono operai, diciamo, non qualificati. Il 20%, e questo è un dato preoccupante, sono lavoratori irregolari. Io ho dato dei dati medi, perché ovviamente il dato aggiornato al 2024 ancora non ce l'abbiamo, ma questi sono i dati che oggi abbiamo in provincia di Treviso. Non regolari uguale lavoro nero? Uguale lavoro nero, e poi c'è qualcosina di più che riguarda il lavoro grigio. Perché qui a Treviso è consuetudine, spesso e volentieri, che in agricoltura, laddove soprattutto ci sono contratti a termine, una parte del lavoro sia regolare, ma una parte sia a nero. E questa commistione di due tipologie, diciamo, lavorative noi la chiamiamo lavoro grigio per capirci, ecco. Quindi magari vengono dichiarate un tot numero di giornate che risultano dalle buste paga e altre invece magari non vengono dichiarate. Questa, diciamo, è una consuetudine che spesso riscontriamo tra i lavoratori che si rivolgono a noi. E quindi questo 20% non ha una copertura assicurativa, non ha contributi e di conseguenza non avrà nemmeno poi quella disoccupazione che è al centro poi del nostro dibattito. Esattamente, questo è uno dei problemi, diciamo che l'ultimo, quello di non avere la disoccupazione agricola è l'ultimo dei problemi. A monte c'è quello che diceva giustamente lei, cioè nel momento in cui il lavoratore è totalmente a nero, e abbiamo avuto anche il riscontro dei casi non distanti da qui a Ponte di Piave, abbiamo avuto, come dire, degli esempi che poi hanno fatto, diciamo, il giro anche nazionale, e nel momento in cui il lavoratore è completamente a nero, a quel punto lì ovviamente non ha busta paga, non ha contributi e non ha alcun tipo di copertura né contributiva né assicurativa. Questo è un dato di fatto. Ne consegue che poi quel lavoratore lì, che spesso e volentieri è un irregolare e spesso e volentieri è un lavoratore che magari non ha il permesso di soggiorno, a questo punto qui quel lavoratore diventa un po' un fantasma. Diventa un lavoratore che è alla mercé anche di quelle che possono essere quelle che noi chiamiamo agromafie, che oggi, come dire, stanno anche cominciando a prendere piede anche qui da noi. È un fenomeno in crescita anche nella Marca, purtroppo è un fenomeno in crescita anche in Veneto e noi ne abbiamo avuto riscontri. Agromafie, che cosa intendiamo per agromafie? Intendiamo
situazioni per le quali non ci si limita a avere configurato una prestazione lavorativa in cui il lavoratore magari non ha inquadrato correttamente, quindi è a nero, ma nel momento in cui c'è lo sfruttamento del lavoro e nel momento in cui sullo sfruttamento del lavoro si innesta il caporalato e sul caporalato interviene a sua volta un'organizzazione che non è più quella del singolo datore di lavoro che utilizza la manodopera in maniera impropria, ma c'è un'organizzazione dietro che presta la manodopera attraverso forme spurie anche cooperativistiche a volte. Allora a questo punto qui, lì noi, come dire, sottintendiamo che ci sia ci siano delle influenze di carattere mafioso rispetto alla prestazione lavorativa. Come si possono contrastare questi fenomeni? Voi anche come sindacato come vi state muovendo in tal senso? Noi ci stiamo muovendo adesso in maniera molto decisa, invitando i lavoratori a evidenziare la propria condizione lavorativa, perché la prima segnalazione arriva ovviamente dai lavoratori sul campo. Spesso e volentieri i lavoratori non sono così liberi di poter manifestare la loro situazione di sfruttamento, anche perché spesso e volentieri questi lavoratori sono assolutamente ricattabili. E l'altra cosa che noi come organizzazione stiamo facendo, ci stiamo attrezzando, adesso siamo addirittura d'arrivo come Fly CGIL, ci stiamo attrezzando per dotarci di un mezzo proprio logistico per poterci spostare nei campi. Quindi adesso stiamo valutando l'acquisto di un camper, che è un impegno economico non indifferente per la categoria, questo per permetterci di poter, come dire, essere presenti e visibili, quindi non con una macchina che non ha un nome e un cognome, ma con un qualcosa di assolutamente riconoscibile da parte dei lavoratori, che ci consenta di presidiare, magari di prima mattina, le campagne, e per capire un attimo e per fare in modo che i lavoratori capiscano che noi siamo presenti, perché non sempre i lavoratori si rivolgono a noi e perché non sono liberi di farlo. Il fatto di essere presenti nel territorio e di mettere in atto quello che in altre regioni d'Italia è già stato fatto e che in parte è stato fatto anche qui, anche se con una sperimentazione nel territorio di Verona, mettere in atto quello che è il sindacato di strada è una cosa che consente di far emergere questa problematica. Il passaggio ovviamente successivo è quello poi di fare le dovute segnalazioni agli organi ispettivi competenti. Abbiamo stretto un ottimo rapporto con l'Ispettorato del Lavoro e anche con l'INPS, e in questo senso la collaborazione sta andando avanti. In questo modo il lavoratore non deve magari venire nella vostra sede, ma vi trova lì a portata di mano e diventa magari anche più facile raccontare quello che succede e diventa un deterrente poi anche per il datore di lavoro. Questo è il senso, questo è esattamente il senso del mezzo, che ovviamente potrà circolare per quella che è la dotazione che ha, quindi con 2 persone che ci montano sopra e con la disponibilità di tempo che abbiamo noi come funzionari per fare anche questo tipo di lavoro. Però questo è il senso, è dare un segnale. Magari qualcuno che vi sta guardando magari ve lo dona anche questo camper, vi permette, insomma, o comunque vi fa una siamo cifra. assolutamente disponibili. Non si sa mai, insomma la nostra televisione spesse volte ha aiutato in queste missioni, ecco, insomma ed è importante perché poi si aiutano questi lavoratori ad essere inquadrati e a non essere sfruttati, ad avere una dignità come lavoratori. Veniamo invece alle forme regolari di lavoratori che possono appunto accedere alla disoccupazione, che interessa chi in particolar modo? Allora, anche qui io di norma, l'ultima volta che sono stato qui ero accompagnato da un collega del patronato Inca, che è il nostro patronato, che insieme alla categoria che è la Fly CGIL che io rappresento, noi raccogliamo le domande, il patronato Inca, diciamo, le archivia e le invia all'INPS. Oggi un compagno del patronato non poteva essere presente perché la struttura è decimata dall'influenza, e quindi io mi sono portato degli appunti per sopperire anche a questa parte qui che di solito delego a loro, in quanto più competenti di me nello specificare quelli che possono essere le modalità e i requisiti. Questa prestazione è una prestazione economica che è rivolta principalmente ai lavoratori agricoli dipendenti,
ma anche a delle figure equiparate. Le figure equiparate li possiamo ricomprendere tra i piccoli coloni, i compartecipanti familiari e i piccoli coltivatori diretti. E tra i lavoratori dipendenti è chiaro che questa forma di sostegno economico e di prestazione è riferita soprattutto agli operai a tempo determinato. È prevista anche per gli operai a tempo indeterminato, ma solo nel caso in cui l'operaio a tempo indeterminato cessi il proprio rapporto di lavoro nell'anno in cui la prestazione va erogata. Quindi in questo caso qui parliamo dell'anno 2024, la campagna diciamo noi ne nominiamo 2025, ma l'anno di riferimento per noi è quello del 2024 che va a finire. Quindi principalmente è indirizzata a queste categorie di lavoratori. Quindi a tempo determinato, perché lo ricordiamo, insomma, l'agricoltura è prettamente stagionale, c'è una stagionalità, e quindi quello che volevo chiedere, ma prima di chiederlo devo lanciare il numero di telefono 0422 1628 332 per intervenire in diretta e fare domande inerenti al tema di quest'oggi. Quindi sono lavoratori che nel corso della loro vita conoscono quasi solo contratti a tempo determinato e quindi nel corso della loro vita più volte devono richiedere la disoccupazione. Ci sono cioè un limite per chiedere la disoccupazione, dopodiché non è più chiedibile, perché se sono lavoratori che appunto stagionalmente lavorano magari solo nel periodo estivo o solo nel periodo della vendemmia, lei prima faceva riferimento insomma alla nostra terra vitivinicola, e quindi chiaramente poi avranno un periodo di disoccupazione, poi ritorneranno a lavorare, poi di una disoccupazione. Per quante volte nell'arco della vita potranno fare queste richieste di disoccupazione? Allora, in realtà sia la richiesta di disoccupazione come il mantenere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sì, a differenza del tempo determinato in industria, questi lavoratori qui potranno e dovranno spesso e volentieri fare disoccupazione agricola, così come mantenere il proprio rapporto di lavoro a tempo determinato anche per tutta la vita. Nel senso che oggi è un po' da sempre, proprio perché il lavoro agricolo è un lavoro tipicamente legato alla stagionalità. Oltre ad avere una netta prevalenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, c'è anche la difficoltà da parte delle aziende di stabilizzare le persone a tempo indeterminato, proprio appunto per la stagionalità, per cui una grossa fetta del mercato del lavoro in agricoltura e dei rapporti di lavoro in essere sono rapporti di lavoro a tempo determinato. Questo comporta che il lavoratore, questo è uno strumento decisamente specifico e diverso dalla NASPI, che è la disoccupazione per chi lavora nell'industria o nel commercio. È uno strumento specifico che riguarda questi lavoratori e che ha proprio una tipologia del tutto particolare. Per capirci e per far capire anche non tanto magari i lavoratori a quest'ora qui magari non ci stanno ascoltando, magari ai familiari di questi lavoratori. Questa è una prestazione che non viene pagata nel momento in cui io divento disoccupato, ma è una prestazione retroattiva, cioè che paga le giornate dell'anno precedente nelle quali io, diciamo, virgolette, non ho lavorato, anche se poi in realtà il meccanismo di calcolo si basa sulle giornate effettivamente lavorate, poi magari se c'è tempo lo andiamo anche a vedere meglio. Ecco, questa è una situazione che si può perpetuare per tutto l'arco della carriera lavorativa di questi lavoratori. Ecco. Voi avete già iniziato a raccogliere le domande, le richieste della disoccupazione, le tempistiche? Sì, noi abbiamo già cominciato, in realtà l'invio delle richieste telematico all'INPS parte sostanzialmente dal 1° di gennaio, ma noi per portarci avanti col lavoro abbiamo già cominciato a raccogliere le pratiche in cartaceo in maniera tale poi da essere pronti ad inviarle all'INPS e diluire la mole di lavoro nell'arco di questi mesi. La scadenza, mi raccomando, questa è una cosa molto importante, la scadenza è al 30 di marzo, quindi se un lavoratore ritenesse di dover avere i requisiti, che dopo magari vediamo un attimo insieme, ritenesse di dover fare la domanda, deve avere ben impressa nella mente
la scadenza del 30 di marzo come ultimo giorno possibile per presentare la richiesta di disoccupazione agricola. Allora io andrei con ordine e partirei proprio subito dai requisiti, perché se uno non rientra in queste categorie chiaramente non è nemmeno interessato poi a capire anche come avviene. Anzi, le chiedo subito, ma solo via cartacea non è possibile fare la domanda online? Sì, c'è la possibilità. Okay. Allora, rispetto alla modalità, le modalità sono sostanzialmente tre. O il lavoratore in autonomia tramite lo SPID utilizza il sito dell'INPS e fa la domanda in autonomia, o altrimenti può chiamare un call center sempre dell'INPS a livello nazionale con un numero verde ed attivare la domanda in quel modo, ma noi consigliamo che il lavoratore comunque si rivolga a un patronato per presentare la domanda, non tanto perché poi noi raccogliamo la domanda in cartaceo, quanto perché noi siamo in grado di sia indirizzare il lavoratore rispetto alla possibilità o meno di richiedere la domanda, quindi indicargli se lui ha o meno i requisiti per fare questa domanda. L'altra cosa è che questa è l'occasione per il lavoratore di entrare in contatto con l'organizzazione sindacale che oltre a fargli la domanda di disoccupazione ha la possibilità di spiegare al lavoratore che proprio per la tipologia lavorativa e per la tipologia contrattuale a cui il lavoratore è assoggettato, può indirizzare il lavoratore anche a utilizzare gli enti bilaterali del settore, ecco, perché questa è una cosa decisamente particolare e che non è, diciamo, un di più come magari per gli altri settori. Faccio un esempio per fare capire la questione. In agricoltura la malattia viene per gli operai a tempo determinato anticipata dall'INPS. O meglio, anticipata, pagata dall'INPS, non anticipata dal datore di lavoro, questo è il concetto. Quindi il lavoratore deve aspettare che l'INPS paghi, ma l'INPS non paga tutto, a differenza di uno che lavora in fabbrica in cui l'INPS paga la propria parte e l'azienda integra la parte restante, per cui il lavoratore i soldi li prende in automatico se lavora in fabbrica e li prende sulla busta paga. Il lavoratore agricolo si deve attivare, cioè deve aspettare che l'INPS gli invii il pagamento di quanto spetta come pagamento, come indennità INPS della prestazione di malattia, dell'indennità di malattia, e poi l'altra parte deve attivarsi per fare la domanda alla Cassa dei lavoratori agricoli. E è per questo che noi invitiamo il lavoratore a fare la domanda di disoccupazione agricola da noi, perché poi c'è tutta una serie di cose che il lavoratore magari non sa e in quel caso lì può perdere un sacco di soldi. Soldi che sono tra l'altro un suo diritto, ecco, non sono un qualcosa in più. Ecco. Certo. Allora vediamo i requisiti. Ecco, i requisiti. Una cosa che mi sono dimenticato di dire prima è che c'è un'altra tipologia di lavoratori che sono agricoli e che però sono inquadrati e che lavorano nelle aziende cooperative di trasformazione o nei consorzi, che hanno contribuzione agricola, ma che però hanno la possibilità di accedere alla NASPI. Ecco, questi lavoratori qua bisogna che sappiano che nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro, pur avendo contribuzione agricola, devono però fare la domanda di NASPI. Questa è una cosa importante da specificare perché altrimenti si rischia di fare confusione. Quali sono i requisiti? Allora, i requisiti sono fondamentalmente tre. Il primo requisito è quello di avere la prevalenza agricola. Cioè, in questo caso, nel 2024, io come lavoratore agricolo devo essere stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli nel 2024 e devo avere la prevalenza in agricoltura. Vuol dire che se ho fatto più lavori, devo avere più giornate come lavoratore agricolo rispetto alle settimane che potrei aver fatto e lavorato da un'altra parte, non in agricoltura. Quindi questo è il primo requisito. Non c'è una percentuale minima, ma è un rapporto che viene fatto rispetto agli altri lavori che ho fatto, devo aver lavorato di più in agricoltura. Devo aver lavorato. Nel dubbio, ho fatto 6 mesi in agricoltura, ho fatto 6 mesi in fabbrica, o magari non 6 mesi, qualcosina di meno, e alla fine, ammesso che io abbia dei periodi che siano indennizzabili, cioè dei periodi in cui non ho lavorato in agricoltura, succede sempre perché non si lavora in maniera continuativa, e in questo caso qui io devo stare attento e nel caso in cui sono indeciso devo adoperarmi e fare tutte e due le richieste. Cioè devo fare la domanda di disoccupazione agricola entro il 30 di marzo e quindi ho tutto il tempo per farlo,
Però nel momento in cui io dovessi cessare il rapporto magari di lavoro che ho avuto andando a lavorare in fabbrica, se non sono sicuro di avere la prevalenza in agricoltura, a quel punto lì faccio anche domanda di NASPI, in maniera tale che siamo sicuri che l'INPS qualcosa riconosca in termini di indennità e di copertura. Domanda, io ho fatto 6 mesi in agricoltura e 6 mesi in una fabbrica. Sì. Io chiedo la disoccupazione in agricoltura anche se ho lavorato in fabbrica. Sì, ma prima ancora, perché io poi avrei tempo di chiederlo a marzo del prossimo anno, ma prima ancora se c'è solo lavoro in fabbrica e in quel caso lì non sono sicuro di aver lavorato di più in agricoltura, a quel punto lì dico, beh, per non sapere né leggere né scrivere io faccio anche la domanda di NASPI. E poi come dire... Chi controlla verificherà. L'INPS verificherà dove c'è la prevalenza e in quel caso pagherà o una prestazione o l'altra. E questo viene chiaramente con le buste paga, cioè le buste paga sono o il contratto, cioè per verificare questo? Sì, certo, l'INPS ha l'estratto contributivo giustamente, e nel 2025 verificherà dove ci sono più contributi in termini di giorni o settimane. Perfetto. L'altro requisito importante è quello dell'anzianità contributiva, cioè un lavoratore deve aver lavorato almeno 2 anni e deve avere un contributo versato anche nell'anno precedente nel quale fa la domanda di disoccupazione agricola. Questo è il concetto. Diciamo che se io sono uno studente e comincio a lavorare e non ho mai versato, è il primo lavoro agricolo che ho fatto, l'ho fatto nel 2024, quell'anno lì non percepirò la disoccupazione agricola, perché mi serve l'anzianità, la cosiddetta anzianità contributiva, che va a riguardare o l'anno precedente o eventualmente anche anni precedenti e altri tipi di contribuzione. Quindi valgono sia i contributi agricoli che anche i contributi non agricoli. Però io devo avere un'anzianità contributiva di almeno 2 anni. Cioè devo aver lavorato e aver versato per almeno 2 anni questi contributi. Paradossalmente basta che io abbia fatto una giornata nel 2023, un contributo versato nel 2023 e poi avere l'altro requisito che è quello delle 102 di cui parlo dopo, per poter fare la domanda, perché ho maturato l'anzianità dei 2 anni. L'altro e diciamo l'ultimo requisito è quello delle 102 giornate nel biennio. In questo caso qui guardiamo 2024 e 2023 e io come lavoratore per avere accesso alla prestazione tra il 2023 e il 2024 devo avere almeno 102 giornate. Posso averne fatte 2 nel 2023 e 100 nel 2024. Bene, lo stesso. Come può succedere il contrario? Qual è il problema? E qui veniamo, come dire, al calcolo dell'importo della prestazione. L'INPS calcola le giornate lavorate e paga sulla base delle giornate che sono state lavorate, che poi in qualche modo corrispondono a quelle contributive con un coefficiente moltiplicativo. Ma la sostanza è che se io lavoro 100 giorni nel 2024 e ho lavorato 2 giorni nel 2023, prendo una disoccupazione per 100 giorni, cioè una buona disoccupazione, che è un 30% del salario medio moltiplicato per 100, meno un contributo del 9% per i tempi determinati. Mentre se io mi succede il contrario, cioè io ho fatto 100 giorni nel 2023 e ne ho fatti 2 nel 2024, e in questo caso qui l'INPS mi paga solo 2 giorni. Ma il conteggio non è nel biennio? No. Il conteggio per accedere alla prestazione è nel biennio, ma nel calcolo guarda l'anno. Corrente. Guarda l'anno 2024 e l'INPS guarda le giornate contributive del 2024 e paga a capienza dei 365 giorni dell'anno. Tradotto, provo a farla semplice anche per i telespettatori. Però se non sono chiaro venite a trovarci perché... O chiamateci e vediamo. Ecco, allora, il discorso è questo. Se io lavoro 365 giorni l'anno, l'INPS non mi riconosce nessun tipo di prestazione perché ho sempre lavorato. Se io invece ne lavoro 180, l'INPS mi paga 180 per andare a capienza dell'anno.
Se io ne dovessi aver lavorato 300, INPS mi paga le restanti 65. Se io invece ne lavoro 10 soltanto, anche se ho le 102, ho diritto alla prestazione, ma io ne ho lavorate solo 10, per cui INPS me ne paga solo 10. Certo. Non me ne paga 355. Certo. Questo è il meccanismo di calcolo che a volte è difficile da comprendere, ma dopo un po' di anni che uno prende la disoccupazione lo capisce. Beh, certo. Se uno lavora mediamente 6 mesi all'anno, giusto per dare un'idea degli importi che un lavoratore può portare a casa, e tra l'altro il pagamento è in un'unica rata, ecco, l'INPS non è che paga la disoccupazione mese per mese, paga, dopo magari vediamo quando, ma paga tutto in una volta. Ecco, l'importo complessivo per uno che lavora 6 mesi all'anno, quindi sulle 180 giornate, è di circa 3.500-4.000 euro. Di questi importi qui stiamo parlando in termini di ordine di grandezza. Una tantum. Per chi ha lavorato quanto? Diceva? All'incirca 180 giornate, poi dipende dall'inquadramento, dal livello, quindi dal salario, certo. su cui l'INPS poi fa il calcolo. Ovviamente più il livello è alto, più anche, come dire, la prestazione sarà alta, certo, a parità di numero di giornate. Anche per questo invitiamo i lavoratori a venire da noi, perché a volte, anche per quel che riguarda gli inquadramenti e i livelli di inquadramento, a volte, come dire, assistiamo a degli scorretti inquadramenti. C'è un lavoratore che magari dovrebbe essere specializzato, magari è inquadrato come operaio comune, e a quel punto lì, come dire, prende una paga che non è corretta, ma prende anche una prestazione di disoccupazione che è sotto misura rispetto a quello che gli dovrebbe spettare per la mansione che effettivamente svolge. E allora in quel caso si riesce ad intervenire con il datore di lavoro perché modifichi l'inquadramento? In quel caso lì noi facciamo un ragionamento col lavoratore e cerchiamo insieme a lui di trovare il sistema migliore perché qual è il problema di questi lavoratori? Questi sono lavoratori che hanno il contratto che scade, certo, e non c'è vincolo al rinnovo. Quindi nel momento in cui dovessero vertenziare certo, col datore di lavoro si espongono ad una situazione che in qualche modo potrebbe essere pericolosa per loro. E quindi lì dobbiamo cercare di fare un ragionamento col lavoratore e anche capire se esiste una relazione, un rapporto sindacale con l'azienda per cercare di sistemare la questione. Ecco, però oggettivamente oggi in agricoltura siamo poco rappresentati e anche perché poi la tipologia di lavoratori è una tipologia che è appunto facilmente ricattabile. Allora io direi che possiamo fermarci per la pausa pubblicitaria e poi torniamo e approfondiamo le tematiche che Paolo Casanova ha messo sul tavolo, quindi magari se ci sono altri dettagli sulle modalità, sulle anche le tempistiche poi di liquidazione, insomma di pagamento della prestazione e anche magari approfondiamo la modalità di calcolo, magari facciamo qualche altro esempio in modo che a casa capiscano meglio che cosa succederà loro. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta, stiamo parlando insieme a Paolo Casanova Stua della FLAI CGIL Treviso, della campagna per la disoccupazione in agricoltura. 30 marzo la scadenza, questo assolutamente da ricordarsela. Abbiamo fatto un quadro generale, abbiamo spiegato anche quelli che sono un po' i requisiti per accedervi, abbiamo spiegato le modalità, magari spieghiamo qual è la documentazione che il lavoratore deve avere prima di presentarsi da voi. Sì, nel momento in cui avete l'appuntamento per venire da noi o nel momento in cui passate per le nostre sedi bisogna che vi portiate dietro prima di tutto la carta d'identità, l'ultima busta paga, il permesso di soggiorno e serve poco altro, nel senso che poi ci può essere, come dire, la necessità di compilare dei moduli rispetto all'intestazione dell'IBAN che però forniamo noi ai lavoratori in maniera tale che poi l'INPS riconosca la titolarità del conto corrente su cui viene effettuato il pagamento. Ecco.
ma queste 3 cose sono fondamentali: codice fiscale, carta d'identità, l'ultima busta paga e il permesso di soggiorno. Poi, come dire, se ci sono altre cose da aggiungere le vediamo strada facendo, ma con queste 4 cose qui noi siamo in grado di... Intanto si inizia ad avviare l'iter. Entro il 30 marzo va presentata la domanda. Entro il 30 marzo va presentata la domanda. Per quel che riguarda i tempi di liquidazione, esatto. ecco, anche qui, soprattutto se uno la fa per la prima volta, le domande vengono presentate entro il 30 di marzo, l'INPS dal 1° di aprile comincia a elaborare le pratiche e i primi pagamenti ultimamente abbiamo visto che cominciano verso la fine del mese di maggio, e poi vanno a scaglioni senza un ordine predefinito, cioè non è che chi fa prima la domanda prima viene pagato, ma in base, come dire, a un meccanismo che penso sia loro e che magari possa riguardare la complessità della domanda o meno, se c'è un permesso di soggiorno magari da verificare o da aggiornare. Certo. Ecco, prima quelle più semplici, poi quelle più complicate, e gli ultimi pagamenti di norma l'INPS li fa all'inizio del mese di settembre, e qui ovviamente parliamo del 2025, quindi anche con le tempistiche che possono portare, come dire, anche dei momenti di sofferenza da parte dei lavoratori che magari hanno bisogno di quei 3-4 mila euro per arrivare a quadrare l'anno. Ecco, di questo siamo consapevoli, ma purtroppo le tempistiche sono queste. Se poi il lavoratore, rispetto alla prestazione e rispetto a eventuali comunicazioni dell'INPS, non dovesse avere un riscontro, a quel punto lì noi a settembre, non prima, siamo in grado di avere un riscontro rispetto alle pratiche che abbiamo presentato. Ovviamente rispetto a quelle che presentiamo noi. È anche per questo che diciamo ai lavoratori di venire da noi, perché qualora un lavoratore faccia la domanda in autonomia, noi non abbiamo un riscontro e non abbiamo la possibilità né di vedere lo stato della pratica, certo, quindi se è stata accolta, se è stata liquidata o meno, né tantomeno di poter produrre eventuale documentazione aggiuntiva. Ecco. Abbiamo fatto prima un esempio di quella che potrebbe essere la cifra per chi lavora 180 giorni, 108 giorni. 180 giorni, 180 sì. giorni. Ma è possibile così fare una stima da un minimo ad un massimo che può prendere? No, perché chiaramente dipende dal numero di giornate che ha lavorato. Dipende dal numero di giornate. Io posso dare, come dire, un elemento di calcolo che riguarda tutti, e poi ognuno può fare il suo calcolo. Fa il suo calcolo. Allora, per gli operai agricoli a tempo determinato, per la precisione, quello che spetta è il 40% della retribuzione di riferimento, con una trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà e per un massimo di 150 giorni. Quindi il massimo che io posso avere è, una volta che ho preso la mia retribuzione di riferimento, che tra l'altro è calcolata su un salario medio giornaliero degli ultimi 3 mesi, non è neanche poi così semplice identificare questo importo, ma diciamo che io devo calcolare la giornata, sto buttando lì una cifra a caso, prendo un 100 euro a giornata, che non saranno mai 100 euro, perché normalmente sono molti di meno, ma diciamo presi 100 euro, io devo calcolare che per ogni giornata di disoccupazione porto a casa 30 euro. Se quella giornata mi è utile al calcolo. Se invece io fossi, posso arrivare a un massimo di 150 giornate, non di più. Se invece sono un operaio agricolo a tempo indeterminato, che c'è stato cessato in corso d'anno, in quel caso lì il calcolo viene fatto sul 30% della retribuzione effettiva, non sul salario medio, e senza il contributo del 9%. Quindi comunque dobbiamo calcolare, sia per i tempi determinati che per i tempi indeterminati, un importo del 30%. Quando il lavoratore mi chiede, perché c'è qualcuno che può anche magari decidere, perché il datore di lavoro gli propone magari una proroga del contratto, di lavorare qualche giorno in più rispetto, come dire, a quanto contrattualmente previsto, se conviene o meno lavorare, perché questo, come dire, comporta una riduzione dell'importo della disoccupazione. Questo può essere vero fino a un certo punto, nel senso che io più lavoro più prendo, fino a 180 giornate. Questo deve essere il concetto. Certo. Più lavoro più prendo, fino a 180 giornate. Sopra le 180 giornate, a quel punto lì ho una giornata di lavoro in più che faccio e qualcosa in meno che prendo di disoccupazione.
ma è chiaro che la giornata di lavoro vale 100, la giornata di disoccupazione vale 30. Quindi questo è il calcolo che il lavoratore deve fare, quello che è fortunato e a cui gli viene proposto di fare qualche giornata in più. Lei prima diceva facciamo caso che siano 100 euro al giorno, ma non sarà mai questo. Mi viene da chiedere quanto prende al giorno un lavoratore a tempo determinato in agricoltura. La PAE oraria può variare da... E parliamo di lavoratori regolari, cioè Assolutamente sì, da diciamo, un salario chiamato di ingresso, anche se non è propriamente questo, di 7 euro all'ora, okay, fino ad arrivare per uno specializzato super a 12-13 euro all'ora. Ecco, adesso sto andando un po' a spanne perché non ho le tabelle sotto mano. Quindi questo va riparametrato poi sulle 8 ore lavorative e ognuno, diciamo, si può fare i suoi conti. Le retribuzioni in agricoltura sono mediamente basse rispetto ad altri comparti, anche perché i livelli di inquadramento non sempre sono corretti per quello che dicevamo prima. Questo è, diciamo, il ragionamento da fare. Una cosa che mi sono dimenticato prima importante è oggi il vecchio assegno al nucleo familiare che comprendeva il coniuge più i figli è stato sostituito in presenza di figli dall'assegno unico. Resta però per coloro i quali hanno magari il coniuge a carico e non hanno i figli la possibilità di chiedere contestualmente alla disoccupazione agricola l'assegno al nucleo familiare per il solo coniuge a carico. Questa è una cosa da ricordare perché a volte il lavoratore viene da noi, non si ricorda questa cosa e magari non fa la richiesta anche di assegno familiare. È importante che su questo c'è una retroattività che vale 5 anni. Quindi qualora il lavoratore avesse diritto anche a richiedere l'assegno, sa che può andare indietro di 5 anni. Questa mi sembrava una cosa importante. Assolutamente sì, perché insomma poi tutto questo arriva in aiuto del lavoratore. Lei prima accennava agli enti bilaterali. Sì. Per chi non è del mestiere, che cosa intendiamo per enti bilaterali e perché sono così importanti? Allora, l'ente bilaterale è un ente che viene costituito bilateralmente tra le parti. Per parti cosa intendiamo in questo caso? Intendiamo i rappresentanti dei lavoratori, quindi le organizzazioni sindacali, firmatrici del contratto nazionale, e le associazioni datoriali, anch'esse firmatrici del contratto nazionale. E in questo caso qui, ovviamente, che parliamo di agricoltura, parliamo di FLAI per la CGIL, FAI e WILA, che sono le altre due, per quel che riguarda la rappresentanza dei lavoratori, e poi abbiamo invece Confagricoltura, CIA e Coldiretti per quel che riguarda la parte datoriale. Ecco, queste parti hanno istituito un ente bilaterale che è trevigiano e che eroga delle prestazioni che sono di doppia natura, delle prestazioni di carattere integrativo e delle prestazioni di carattere contributivo. E ha un'altra doppia natura a questo ente bilaterale che si chiama FIMI-EBAT Treviso. E l'altra, diciamo, doppio binario è che le prestazioni sono indirizzate sia ai lavoratori che alle aziende. Solo che se per le aziende è facile che le aziende conoscano le prestazioni, perché magari hanno il consulente, l'associazione che le segue in maniera, diciamo, continuativa, e per i lavoratori non sempre, soprattutto per quelli che non vengono da noi a fare la domanda di disoccupazione o quelli che, come dire, non hanno modo di approcciarsi alle organizzazioni sindacali per altri motivi, questa bilateralità è talvolta sconosciuta e quindi non utilizzata. Il doppio binario che riguarda i lavoratori è un doppio binario che, come dicevo prima, riguarda prestazioni di carattere integrativo che sono in qualche modo contrattualmente dovute. Parlavo prima di malattia. Sì. Ecco, la malattia, così come l'infortunio, prevede che INPS e INAIL paghino la loro quota, che però per i tempi determinati viene anticipata, cioè viene pagata dagli istituti e non anticipata al datore di lavoro. In questo caso qui INPS e INAIL mettono una parte, l'altra parte
bisogna fare la domanda alla cassa dei lavoratori agricoli, cioè al FIMI-EBAT, e il lavoratore si deve attivare personalmente nel fare questa domanda, perché non è un meccanismo automatico. E parliamo del 50% della retribuzione, o magari poco meno, ma insomma a seconda della percentuale, in base ai giorni che INPS e INAIL riconosce, in base alla durata dell'infortunio piuttosto che della malattia. Ecco, questa parte che manca il lavoratore la può recuperare solo ed esclusivamente in questo modo. E ovviamente lì parliamo di prestazioni di carattere integrativo che integrano la prestazione al 100%, quindi nel momento in cui il lavoratore fa quella domanda il lavoratore non perde nulla. Poi però ci sono anche delle prestazioni di carattere contributivo, cioè ci sono dei contributi che questa cassa elargisce ai lavoratori. Io qui li cito molto velocemente, giusto per dare una misura e anche, come dire, i titoli rispetto alla possibilità che hanno i lavoratori di accedere a queste prestazioni. Allora, ad esempio, in caso di maternità o paternità, il contributo che la Cassa dei lavoratori agricoli di Treviso, FIMI-EBAT, eroga è di 1.000 euro. Cioè, nel momento in cui a un lavoratore, oppure alla moglie del lavoratore, nasce un bimbo o una bimba, in questo caso qui la Cassa riconosce un contributo di 1.000 euro. Ci sono anche dei contributi previsti per visite e prestazioni specialistiche. Questi contributi prevedono un 40% dell'importo che viene presentato, diciamo, alla cassa, fino a un massimo per singolo persona, perché è riconosciuta anche non solo per il lavoratore ma anche per i familiari a carico, fino a un massimo di 300 euro. Poi ci sono i contributi per la scuola, e qui abbiamo 700 euro per l'asilo nido, 300 euro per la scuola materna, per la scuola superiore e per il primo anno di scuola media abbiamo dei contributi che arrivano fino a 500 euro per anno scolastico, e poi abbiamo il contributo universitario che può arrivare fino a 1.500 euro. C'è poi una novità che è quella di quest'anno che riguarda, anzi dell'anno scorso, che riguarda i centri estivi. Anche lì c'è un contributo di cui però oggi precisamente non ricordo l'importo. L'altra cosa importante è che questa contribuzione, che può non essere conosciuta ai lavoratori, è una contribuzione che prevede una retroattività che va dai 5 ai 3 anni, cioè qualora io come lavoratore non avessi saputo che c'era questa cosa, ma ero lavoratore agricolo anche l'anno scorso o anche 2 anni fa o anche 3 anni fa, ecco, noi possiamo fare queste richieste e andare indietro di 3 o addirittura 5 anni. Quindi questa cosa qui è importante perché, al di là dei contributi, e qui faccio un ragionamento che magari è più politico e più mi si addice, oggi la bilateralità, ma non solo in questo comparto dove è indispensabile perché appunto le prestazioni non sono integrate dalle aziende, ma sono integrate statutariamente parlando dagli enti bilaterali. E oggi purtroppo per fortuna, io dico purtroppo dal mio punto di vista, diciamo, se guardiamo anche a quello che sta succedendo in sanità, e anche qui da noi, oggi accedere alla sanità pubblica è diventato sempre più complicato e le liste di attesa le conosciamo tutti. Io tra l'altro nulla ho a che ridire rispetto agli operatori che si trovano a dover subire una situazione di questo tipo qui, con dei sovraccarichi di lavoro assurdi. Quello che mi viene da dire è che rispetto a questo tipo di situazione gli enti bilaterali sono fondamentali, perché nostro malgrado oggi la bilateralità compensa quelle che sono, come dire, le carenze del pubblico, ecco, e questo, come dire, è una cosa che noi ci siamo trovati a dover gestire in qualche modo. In qualche modo questa cosa qui noi, soprattutto come CGIL, l'abbiamo subita in qualche modo. Però oggi ce ne dobbiamo far carico, quindi la bilateralità è importante, ma questo non serve, non basta, e va sempre sottolineato che la sanità, come la scuola, come dire, tutto quanto
che è pubblico e che dovrebbe continuare a essere pubblico, è importante che continui a rimanere pubblico, perché oggi non stiamo andando in quella direzione, e questo è un segnale che noi riteniamo che sia molto preoccupante. Ecco. Noi siamo in chiusura, il lavoratore, per conoscere tutte queste opportunità che ha offerte dagli enti bilaterali, può rivolgersi a voi ed eventualmente chiedere a voi se ci sono, se è possibile accedervi. Giusto? Assolutamente sì, io vi invito, anche se non avete la domanda di disoccupazione da fare, certo, anche se l'avete già fatta da qualche altra parte, anche se vi siete arrangiati a farla, a quel punto lì, anche sulla questione degli enti bilaterali e sui contributi che si possono chiedere, anche su questo fate un passaggio da noi, poi magari vi potete anche arrangiare nel farla la domanda, però fate un passaggio a noi che vi diamo le giuste indicazioni, le giuste dritte per presentare la domanda. Ecco. E per essere certi di non perdersi nulla. Esatto. Grazie a Paolo Casanova, Stua Fly Treviso, grazie infinite perché ha permesso insomma ai lavoratori di capire quelle che sono le proprie possibilità e opportunità insomma per appunto accedere a quello che a loro spetta, perché lo ricordiamo non è nulla di regalato. Noi siamo in chiusura, adesso la pubblicità e poi vi lascio al film Una ragazza a Las Vegas. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a lei e buon pomeriggio. Grazie a lei e a voi.